Bloccare il progetto è una parola forte, si tratta di un'area privata e come tale va rispettata ai sensi di legge se questa ha un diritto di costruire. La Commissione Edilizia ha fatto il suo iter, se tutto è regolare come presumiamo è evidente che vi sia un diritto acquisito. Tuttavia noi abbiamo voluto far votare un ordine del giorno per impegnare il sindaco in primis e tutta la giunta a trovare alternative al progetto così come è stato presentato. Quindi questo significa sedersi a un tavolo con la proprietà e cercare alternative. Sa di fatto che quest'area qui Italgas qualcosa deve essere fatto, vi è una conferenza dei servizi deliberante che riguarda una bonifica da effettuare e vi è un ingresso del Palazzo di Giustizia, l'ex Palazzo di Giustizia come è stato costruito, rivolto verso via Trieste, per cui è evidente che questa zona dovrà essere oggetto di un determinato tipo di intervento. Avete avuto una qualche risposta dal Ministero per la questione della vicinanza agli edifici sensibili, carcere, tribunale? Ho mandato una PEC al sottosegretario Ferraresi della Giustizia e al capo di gabinetto, riferimenti datemi dall'onorevole Traversi del Movimento 5 Stelle. Ad oggi non ho avuto nessuna risposta. Il desiderio della vostra amministrazione per quell'area qual è? Cemento oppure no? Sicuramente questi palazzi così non ci piacciono, per cui è evitare la costruzione. Ripeto, stiamo parlando di un'area privata con dei determinati diritti a fronte anche di atti del 2005 dove loro a fronte della cessione dell'area dove è stato costruito il palazzo per 14.000 euro gli era stato riconosciuto 6.000 metri quadrati. Questo progetto è meno della metà, sono convinto che col buon senso di tutti troveremo una soluzione a questo problema. Sicuramente la città non ha bisogno di ulteriori abitazioni, abbiamo già altre case in costruzione sul lungomare, abbiamo tante case in vendita nelle agenzie immobiliari, per cui cercheremo di far sì che questi palazzi non vengano su nei limiti della legge, nel rispetto e con un consenso della proprietà.